Martedì 29 dicembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. In primo piano una notizia che riguarda l'energia bellunese, questo è il titolo a piena pagina: energia, i soldi restano a Belluno. L'assessore regionale Bottacin, centrali idroelettriche, nel 2022 abbiamo messo il primo paletto sull'autonomia. Dissesto idrogeologico, continuano prevenzione e interventi, ricostruzione post-vaia, i serrai sono il progetto simbolo. 4 punti fermi nell'operato 2022 dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin: la legge sull'autonomia energetica, lotta al dissesto idrogeologico, la nuova legge di protezione civile e il nuovo piano rifiuti che raccoglie il plauso di Legambiente. Ma il piatto forte è l'autonomia raggiunta nella gestione delle centrali idroelettriche che dal 2029 dovranno andare in gara europea. La legge sottrae allo Stato la competenza e attribuisce a regioni e province la facoltà di emettere i bandi, aprendo così anche a possibili gestioni in-house per evitare l'arrivo di gruppi stranieri, ma porterà anche entrate maggiori. E a proposito di rifiuti, entro il 2030 saranno chiuse le discariche. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: appalto per il gas, l'ultima sentenza e per Italgas, anche se il Consiglio di Stato boccia il ricorso presentato da AP Reti Gas. Belluno, morto frate Mario Sartor, 24 anni a Mussoi. La comunità di Mussoi piange padre Mario Sartor, per 24 anni cappellano e guardiano del convento, legato alla frazione come se fosse la sua unica patria. E la foto di copertina del Gazzettino di Belluno riguarda un fatto di cronaca: sul lago Rai, Piper in avaria, il sangue freddo di un 22enne. Atterraggio d'emergenza sulla neve, salvi per miracolo 3 giovani bellunesi. Tragedia sfiorata sul lago Rai, dove un Piper pilotato da Silvia De Bon, 22enne di Longarone, che ha ottenuto il brevetto un anno fa e che aveva a bordo il fratello e la sua fidanzata, ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla neve, come si può vedere da questo scatto. La zona dove è atterrato in stato di emergenza il Piper, proprio vicino al rifugio. Lo avete sentito, fortunatamente tutti salvi e complimenti alla pilota, gran sangue freddo. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: capoluogo, neve in città, il comune chiede aiuto ai privati. Feltre al Carenzoni, un pranzo solidale per 40. E ancora sci di fondo, una slitta per chi è in sedia a rotelle, una persona con disabilità motoria che intenda praticare lo sci di fondo può farlo a Cortina d'Ampezzo grazie all'azione coordinata di varie componenti che hanno unito le forze. Per quanto riguarda invece lo sport bellunese, hockey, Cortina si illude in Austria, ma la riscossa del Bregensward non lascia scampo. L'evento Giro d'Italia, Auronzo prepara la festa, domani la fiaccolata. E ancora il progetto: l'associazione Bellunesi nel Mondo, vicina al Folador, raccoglie le storie dei periti. Sul canale YouTube dell'associazione le testimonianze dei diplomati al minerario che hanno portato la loro conoscenza nel mondo. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso in primo piano una notizia riferita alla solidarietà bellunese: 50.000 bellunesi vogliono donare organi. Batte sempre più forte il cuore della generosità dolomitica. La provincia è al 3° posto in Italia. La volontà espressa in comune ha permesso un espianto nella notte della vigilia. L'approfondimento a pagina 16. E la foto di copertina è uguale a quella che abbiamo trovato sul Gazzettino di Belluno, che ci porta a questa impresa della giovane 22enne pilota di questo Piper. Atterraggio d'emergenza sul gruppo del lago Rai, salvi 3 ventenni di Longarone a bordo dell'aereo. Un improvviso calo di potenza del motore e un'unica opzione: cercare di atterrare facendosi meno male possibile. Ad aiutare nella missione la neve, che ha attutito l'atterraggio di emergenza a quota 2100 metri nel lago Rai in Trentino, e l'abilità della pilota che viaggiava assieme al fratello e alla fidanzata, tutti ventenni di Longarone. La CGIL attacca mondo del lavoro bellunese: giovani precari e pagati poco, ecco perché si dimettono. I giovani si dimettono non perché fannulloni, ma perché pagati poco, lo dice la CGIL. Sospirolo, danni da fulmine sul campanile, una colletta per ripararlo. Servono 83.000 euro per riparare il campanile di San Gottardo, ora pericolante.
E il concerto al Comunale riferito ai Belumat si chiude a Solo di Fornaser per salutare la città, un teatro comunale gremito per ripercorrere la storia dei Belumat e alla fine tutti in piedi per salutare Giorgio Fornaser all'ultimo spettacolo dal principale palco della sua città natale, prima dell'addio alle scene ricordare Gianni Secco, una serata magica ed emozionante. Post vaia il prossimo anno, fine dei lavori, le rassicurazioni dell'assessore regionale Bottaccin, avremo i bacini contro gli allagamenti. Altro richiamo quindi che troviamo nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, il caso immigrazione, guinzaglio alle ONG. Il governo approva il nuovo decreto, stop ai salvataggi multipli, previste multe fino a 50.000 euro e confische delle imbarcazioni. Questi numeri: 102.574 i migranti arrivati sulle coste italiane nel 2022, un anno fa erano stati 66.000, 11.892 i naufraghi recuperati dalle ONG quest'anno, nel 2019 erano stati appena 1.998 in totale. Marco Bertotto, lontani da zone di soccorso ci saranno più morti in mare. Il direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere Italia, l'illegalità denunciata non c'è, ci impediscono di colmare l'assenza di un sistema di soccorso statale. Queste le dichiarazioni di Marco Bertotto. Saremo di fronte a un dilemma etico: salvare vite umane o seguire le regole. Se rispetti il decreto sei fermo per 7 giorni, se non lo fai 2 mesi. I nodi del governo, pagina 4, Giuseppe Valditara, l'intervista, tornano i 2 iscritti alla maturità, i docenti preparati vanno pagati di più. Il ministro all'istruzione: valorizziamo chi si assume più responsabilità, le occupazioni, chi rompe paga. L'intervista la troverete a pagina 4. E sempre per quanto riguarda il governo, riunioni del CDM ma l'autonomia non c'è, il Ministero rassicura voto entro domani. Nella seduta di ieri la bozza non è entrata nell'ordine del giorno, il presidente della regione Veneto Zaia: riforma indispensabile per la vita della Lega. E adesso a pagina 6 il Papa Emerito, la via Crucis di Ratzinger, a Natale i primi problemi respiratori e subito dopo l'aggravamento Francesco chiede di pregare per il predecessore, è molto malato. Bergoglio è tornato a trovarlo nel monastero nei Giardini Vaticani, padre Georg è rientrato dalle vacanze per le emergenze. Vediamo appunto Josef Ratzinger, 95 anni, Papa Emerito, e Papa Francesco 86, in una foto recente. Anche ieri Bergoglio è andato a trovare il predecessore nel monastero dove vive, nei Giardini Vaticani. E sempre a proposito del Papa Emerito, messa in Duomo e vacanza a Lorenzago per il pontefice che ama Albino Luciani, Benedetto XVI ha lasciato buoni ricordi nel Bellunese. Ieri i pellegrini in preghiera fuori dalla villetta che lo ospitò nel 2007. Si parla di Covid a pagina 8, incubo cinese, metà dei viaggiatori in arrivo a Milano dalla Cina sono risultati positivi al virus, Schillaci impone tamponi negli aeroporti, stesse restrizioni anche negli Stati Uniti. Ho disposto test obbligatori e relativo sequenziamento del virus per i passeggeri provenienti dalla Cina. Questa è la dichiarazione di Schillaci, ministro della Salute italiana. Pagina 9, non voli diretti, a Venezia niente test, ma in Veneto 1 milione di presenze, notizia sempre riferita all'emergenza Covid che non è finita. Save si dice pronta a dare il via agli screening in aeroporto, lo scalo ha già dimostrato di essere attrezzato in caso di necessità. L'invasione dell'Ucraina, pioggia di fuoco su Kherson, i civili in fuga, Zelensky, Bakhmut gronda sangue, colpito il reparto di maternità della città del sud, un testimone: ci bombardano 80 volte al giorno, non c'è tregua. E adesso passiamo alle notizie che riguardano prettamente il Veneto, pagina 11, la sanità veneta scivola verso il settore privato, efficienza e rapidità. Negli anni il numero di letti di lungodegenza è diminuito soltanto nel pubblico e per smaltire le liste di attesa la Giunta ha stanziato 10 milioni per il privato. Nei centri riabilitativi e negli ospedali veneti i letti del privato convenzionato ammontano al 21% dei posti complessivi. E vediamo i numeri della sanità veneta, medici e infermieri in servizio presso le strutture pubbliche ospedaliere al 31 marzo 2022. Diamo uno sguardo alla provincia di Belluno: medici 357, infermieri 1080. In totale in Veneto ci sono 7.054 medici e 19.827 infermieri. 40.981.000 gli euro dalla Giunta per smaltire le liste di attesa, 31.014 euro per il pubblico, 9.966 di euro per il privato. Il 21% del privato convenzionato tra ospedali e centri riabilitativi, 21 su 26 i pronto soccorso in cui lavorano cooperative private.
Andiamo avanti con pagina 12, sempre dalla regione. Nessuna minaccia al direttore generale dell'USL numero 7, era normale attività giornalistica. L'editore Yiannakopoulos, scagionato, i giudici, il giornalismo è pieno di campagne mediatiche ostili. L'inchiesta su Antenna 3 e Rete Veneta. Ma andiamo alle notizie che riguardano prettamente la provincia di Belluno. Siamo a pagina 16. L'edizione di oggi del Corriere delle Alpi si è aperto con una bella notizia che riguarda la solidarietà dei bellunesi. Il cuore dei bellunesi batte più forte, questo è il titolo, 50.000 disponibilità alla donazione. La generosità dolomitica è prima in Veneto e terza in Italia, il consenso in comune è decisivo per salvare altre vite. L'articolo è firma di Paola Dallanese. Primi in Veneto e terza in Italia per la cultura del dono, la provincia di Belluno è ancora una volta campione di generosità, i numeri testimoniano la grande sensibilità dei bellunesi, sono ormai 50.000 infatti i residenti che hanno dato il loro consenso alla donazione di organi al momento del rinnovo del documento d'identità o diventando soci AIDO. Un bellunese su 3, in poche parole, si è detto pronto a donare. E una notizia ci porta proprio al Natale del 2022, prelevati 5 organi e 100 cornee, ritornati ai numeri pre-Covid. Il primario della rianimazione Davide Mazzon fa il bilancio nel 2022, intensa l'attività del coordinamento dei prelievi dell'USL numero 1 Dolomiti. Vediamo in primo piano, perché si sta guardando da Facebook o YouTube, Davide Mazzon, appunto primario della rianimazione del San Martino. Pagina 17, Dolomiti Bus è già al lavoro poi per il servizio a chiamata. L'attività è prevista dalla gara del trasporto pubblico locale nelle ore di Morbida. Si partirà nei comuni di Belluno e Feltre, da valutare la sostenibilità economica. Per i turisti partite in via sperimentale le corse degli skibus tra Falcade e Canale. Le scuole in rete in festa, 18 anni di iniziative per formare cittadini attivi al comunale, i brindisi per l'associazione guidata da Franco Chemello. È stato presentato il libro di 400 pagine sull'attività del sodalizio. Mussoi, notizia di spalle, cade in casa e non si rialza, arriva il 118 e i pompieri. E adesso la notizia che riguarda i giovani e il lavoro in provincia di Belluno. CGIL, precari con stipendi miseri, ecco perché i giovani si dimettono. Chiesura e Bona replicano alle imprese, i lavoratori non mancano, ne avete lasciati a casa 500. La CGIL presenterà al proprio congresso in programma a Longarone il prossimo febbraio un'indagine sulla precarietà del lavoro, in particolare femminile. Risulta, fra i tanti dati, che le dimissioni volontarie dal lavoro superano abbondantemente le 4.000 unità. A rinunciare sono soprattutto i giovani, e non perché sono fannulloni, ma perché hanno assunzioni a tempo, i salari sono quasi improponibili e il costo degli affitti è tra i più cari d'Italia. La spiegazione di Alberto Chiesura, che per conto della CGIL segue il settore differenziato della precarietà. Chiesura, leggendo cronache e commenti di questi giorni, ha un diavolo per capello e ieri ha condiviso le irritazioni con i suoi colleghi della CGIL. Come si fa a dire che non si trova personale? Si sa che almeno a 500 precari non sono stati rinnovati in questi ultimi 2 mesi i contratti di lavoro e sono quindi 500 lavoratori disponibili? E le migliaia di giovani che si sono dimissionanti? Nei prossimi mesi, e con l'ulteriore aggravamento della situazione, avremo semmai il problema inverso, quello della disoccupazione. Vogliono liberi sabati e domeniche, basta organizzare gli orari di lavoro, contratti a termine, affitti esosi, così i ragazzi del Sud tornano a casa. Queste le dichiarazioni di Stefano Bona, segretario provinciale della FIOM. Andiamo avanti con l'assemblea Roccona agli amici del Nevegale, il piazzale cambierà faccia, vivace in l'incontro di ieri sera nella sala del centro Le Torri. Passiamo a pagina 19, l'appello, gara del gas, respinto anche l'ultimo ricorso, il Consiglio di Stato ha bocciato le contestazioni della seconda classifica contro l'aggiudicazione della rete Italgas. La polemica ha fatto che ci fa rimanere nel capoluogo, Bortoluzzi contro la tesi di Cassol, nessun blitz, pari opportunità, il capogruppo di Belluno al centro replica la consigliera PD. Abbiamo chiesto un parere per evitare un'elezione errata. E ancora dal capoluogo, lavori pubblici, infissi più efficienti negli uffici tecnici di Piazza Castello. Mobilità sostenibile, pagina 20 del Corriere delle Alpi, viaggiare in bicicletta, la FIAB Belluno rilancia le potenzialità della Val Belluna. Il presidente Trevisana, l'anello prende forma, ora il capoluogo, oggi alle 18 il via alla tradizionale rassegna pedali e altre storie. Siamo a pagina 21, Teatro Dino Buzzati, manca solo il via libera alla prefettura, l'idea dell'omonima associazione fatta propria dal comune. A Damiano, l'assessore alla cultura, lo scrittore è un vanto per tutta la città.
Via Vittorio Veneto, trattore e autovettura si toccano alla rotonda, gasolio lungo la strada. E continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a Feltre, Natale, incassi sufficienti e sono piaciute le animazioni, niente trionfalismi tra i commercianti del centro, ma il bilancio per la maggioranza è positivo. Antonio Barp, vendite stabili, ci vorrà tempo per vedere gli effetti della riapertura alle auto. Siamo a pagina 23, lo spirito del Natale per chi è da solo, una quarantina a pranzo al Carenzoni, l'appuntamento voluto dal comune e il sindaco Fusaro che vediamo in questo scatto, un momento di gioia e convivialità grazie ai volontari. Altre notizie dal Feltrino e principalmente da Feltre, dal 12 al 16 gennaio, dopo 2 anni di stop, la saga di San Marcello torna ad animare Umin. L'inaugurazione scacchi e giochi di ruolo insieme all'ex Luzzo e ancora Vigili del Fuoco e SUAM soccorrono una donna. È finita con il trasporto della sfortunata protagonista al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. Per tutti gli accertamenti del caso, una donna di 70 anni è caduta ieri all'ora di pranzo nella propria abitazione in centro a Feltre. Fonzaso, rimaniamo nel Feltrino, i vecchi spogliatoi ristrutturati, nuova futura sede del bar La Biglia. Il comune intende rilanciare la struttura e il parco giochi. Il sindaco Pasa, avremo un locale più ampio e confortevole. Lamon, rotto il Gesù del presepe al capitello della villa, come si può vedere da questo scatto, e ancora a Basso Feltrino i soci eleggono Florian direttore generale di ATS. Ancora dal Basso Feltrino si rende il Grappa, incursione animalista per verificare un cane, il caso davanti al giudice. Fonzaso, 2 serate al cinema al centro Dolomiti Hub. Per maggiori informazioni visitate il sito di Dolomiti Hub. Passiamo a pagina 25 con Sospirolo, campanile lesionato dal fulmine, San Gottardo circa 83.000 euro. La parrocchia ha aperto una raccolta di fondi, il sindaco confronto con i privati per sistemare il borgo. Limana, infestazione da bostrico, situazione disastrosa. Sedico, stazionaria, la tredicenne è rimasta ferita nello schianto. È stazionaria la tredicenne ferita nello schianto di martedì alla Stanga. La giovane di nazionalità estone è stata sottoposta a un intervento chirurgico già martedì sera al San Martino di Belluno. Borgo Valbelluna, il comune spinge sulla cultura con i giovani del servizio civile. Andiamo avanti con l'incidente che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi, come quella del Gazzettino di Belluno. Atterraggio di fortuna, salvi 3 longaronesi. La pilota dell'aereo con a bordo fratello e fidanzato, tutti ventenni, è riuscita a planare a 2100 metri sul Lagorai. Un improvviso calo di potenza del motore è un'unica opzione, cercare di atterrare facendosi meno male possibile. Ad aiutare nella missione la neve che ha attutito l'atterraggio di emergenza a quota 2100 metri e l'abilità della pilota che è riuscita a fermare il più dolcemente possibile l'aeroplano sul quale viaggiava assieme al fratello e alla fidanzata, tutti ventenni. È successo ieri pomeriggio, poco prima delle 16:30 in Trentino sul Lago Rai. Lato Val di Fiemme. I 3 coinvolti, una 22enne e un 28enne a bordo assieme a una 26enne, tutti di Longarone, sono riusciti a dare immediatamente l'allarme e hanno raggiunto a piedi e autonomamente il bivacco Paolo e Nicola, un centinaio di metri a monte rispetto alla zona di impianto dell'ultraleggero in zona Cima Cece. Come si può vedere in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la zona in cui vi è stato l'atterraggio di emergenza di questo Piper e i ragazzi che si sono posizionati vicino al bivacco in attesa dei soccorritori. Ponte nelle Alpi, sgambata di fine anno del comitato di Cugnan e concerto di solidarietà. E ancora lotta alla disparità di genere, 302 donne formate da Certotica. Numeri positivi per il progetto Talenti Smart durato 2 anni, una quindicina le aziende coinvolte dall'ente longaronese. E sempre da Longarone il paese prima del Vajont ricostruito nel presepe, come si può vedere da questo scatto. Passiamo a pagina 27, Voltago, Malgalosk, tappa per le e-bike senza abbandonare l'alpeggio. Con i fondi di Aravasta il comune punta alla valorizzazione della struttura ai piedi della Nier. Il sindaco Schena, parte dei soldi serviranno a sistemare la strada di accesso. Rocca Pietore, sindaco e giunta fanno visita ai centenari della comunità. Elsa De Valiere abita a Rocca e a febbraio compierà 102 anni. Il reduce dell'ultima guerra, Candido Murer, è di Digonera e a gennaio toccherà il secolo. E vediamo appunto i 2 centenari che hanno ricevuto la visita del sindaco e dell'assessore. Alleghe, domani e sabato si pattina al pomeriggio, ancora Valpe Ambiente, attivate alla valle e selva le nuove isole ecologiche. Passiamo a Cortina con pagina 28, rinviato l'accordo sui rifiuti, irrisolta la crisi in maggioranza, chiesta più chiarezza sulla convenzione con Borca, Cibiana, Vodo, Valle, l'Unione Montana, Belli. Andiamo avanti solo per chiudere al meglio la vicenda della Scoter.
Notizia di spalle, il Tech Ball sbarca sotto le tofane con il torneo dei VIP e sempre dal Cadore Nebbiu torna ad avere luogo d'incontro, un giovane ha riaperto la vecchia osteria, la frazione di Pieve di Cadore riscopre il piacere della socialità, Luca De Marca ha ribattezzato il locale al Folletto. Grande Fratello, Tata Carla ha messo tutti sull'attenti e la governante di Alfonso Signorini a Cortina. San Nicolò di Comelico, la nuova RSA sarà allestita in un immobile preso all'asta e ancora da Cortina, porte aperte al villaggio natalizio per bimbi. Dalla rubrica Cultura e Società 2023, letteratura, thriller, memorie personali, la grande storia, gli scrittori veneti e le pagine che leggeremo, i nuovi titoli degli autori più amati, le trasposizioni per cinema e teatro, gli esordi più attesi, guida allo scaffale che verrà l'approfondimento in questa pagina del Corriere delle Alpi. Dalla rubrica Giorno e Notte, gran concerto di Capodanno a Cortina, festa per tutti, gioiosa e beneaugurante. Domani all'Alexander Girardi Hall il maestro Mattia Rondelli dirige la Filarmonia Veneta e i solisti Lagni e Pasolini. Un'immigrazione speciale, ABM racconta la storia dei periti minerari a Gordini, nuova iniziativa in collaborazione con API e ancora l'appuntamento c'è la serata Zoldana stasera al cinema di Don't. Il concerto, la storia Beloria dei Belumate nelle emozioni di Fornasiere, pienone al concerto per l'ultima esibizione sul palco del Teatro Comunale, suonata anche una canzone inedita dedicata al Papa Bellunese, Albino Luciani. Vediamo in questo scatto appunto una delle esibizioni di Giorgio Fornasiere al Comunale e ovviamente il teatro gremito per godersi l'ultimo spettacolo dei Belumate. Sport, Colussi e la crisi da Rold, parliamo di pallavolo Serie A3, è ora di alzare la voce, le critiche sono giuste, l'allenatore non è soddisfatto del rendimento della squadra, tutti devono dare di più, io compreso, il match col Sandonà lascia dubbi. Rugby Serie C, Calvi contento dell'Alpago, obiettivi centrali, ce la giochiamo con tutte. Hockey Alps League, sconfitta indolore per il Cortina che si qualifica al Master Round. Il Bregenswald accelera e vince nel terzo periodo conquistando la vittoria. La notizia del KO dello Zeli Amse rende la trasferta molto meno amara. 5-3 il risultato finale. Sempre dall'hockey Serie B Alleghe, la seconda fase inizia il 6 contro il Fiemme. Sci nordico, l'evento dal 4 al 5 febbraio, countdown Dobbiaco Cortina, ci sono già molti big iscritti. Ma abbiamo altre due notizie riferite al mondo dell'hockey. Cortina Alleghe travolgente, 6 gol all'Aosta all'Olimpico, domani trasferta a Canazei per l'Under 19. Per l'Under 17 doppietta Alleghe Cortina contro Trento e Merano. Ancora sport al Pago, matricola terribile, il mister buoni numeri ma potevamo fare meglio. Calcio di promozione, la formazione giallo-verde è terza in classifica. Gallonetto, le prime 3 gare di ritorno decideranno il nostro torneo. Calcio di Serie D, la Dolomiti sceglie il portiere, è Pavel Patitucci, il vice di Virvilas. E terminiamo con le notizie con le previsioni del meteo, in Veneto per la giornata di domani, cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite sui settori dolomitici, saranno ancora possibili delle deboli precipitazioni sparse e discontinue, specie in pianura con probabilità nel complesso medio-bassa, generalmente assenti sulle zone montane, salvo residui fenomeni fino al primo mattino, con limite della neve intorno ai 1100-1400 metri sulle Dolomiti, 1400-1700 metri sulle Prealpi. E con le previsioni del tempo è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. Domani non ci saremo, ritorneremo con il 2023, quindi a voi tutti un buon fine e un buon inizio in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.